Dedime anticipazioni del 30 giugno. Jeanne nei guai per plagio. In questa puntata Aileen rovinerà la reputazione di Jeanne come fotografo. Aileen, gelosa di Sanem, inizierà a sospettare che tra la ragazza e il suo amante Mireille possa esserci una relazione. Per questo motivo inizierà a controllare il cellulare del fidanzato. E cosa troverà? Le foto della nuova campagna pubblicitaria di Jeanne. Aileen preleverà le foto di Jeanne dal cellulare di Mireille e, decisa più che mai a distruggere l'azienda in cui lavorava prima, userà le foto con l'obiettivo di rovinare la carriera di Jeanne e danneggiare la sua reputazione di fotografo, accusandolo di plagio. Aileen riesce nelle sue intenzioni, tanto che Jeanne verrà contattato telefonicamente per informarlo dell'accusa a suo sfavore. Sanem, su consiglio di Osman, il fratello della sua fidata amica Jan, le consiglia di dichiarare il suo amore al suo datore di lavoro. Sanem, che accoglie il consiglio di Osman, la ragazza si troverà a casa di Ivit, intenzionata a far sapere a Jan di amarlo, ma proprio in quel momento verrà divulgata da tutti i telegiornali la notizia che screditerà Jan. Pertanto Sanem non riuscirà a dichiarare i suoi sentimenti a Jan. Sanem così apprenderà che Jeanne è in seri guai. Jan, vittima di un diabolico piano di Aileen, sarà furioso e non si capaciterà del fatto che le sue foto siano uscite fuori dall'ufficio. Così vedrà distrutta la sua reputazione di fotografo e dovrà affrontare una commissione disciplinare che prenderà dei provvedimenti riguardo l'accusa di plagio. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!